tratta di un'associazione privata senza scopo di lucro che non ha finanziamenti da parte di nessuna istituzione, è assolutamente equidistante rispetto alle varie realtà partitiche, si pone come obiettivo una rivitalizzazione culturale del Veneto, in primo luogo a partire dalla lingua, ma non necessariamente solo per quanto riguarda la lingua. È un'iniziativa che è partita nel 2013 e mano a mano ha acquistato una forza sempre maggiore, sta generando una serie di dipartimenti che si occupano in maniera specifica di singole realtà. Il più importante è l'Accademia della Lingua Veneta, che è l'organizzatore della giornata odierna, ma in realtà abbiamo anche un'Accademia della Storia Veneta, un'Accademia dell'Architettura Veneta ed altre che sono in progressione. Quindi è un progetto culturale complessivo per una rivitalizzazione e una ricomprensione di quella che è la realtà culturale, la realtà storica, la realtà pratica del Veneto. La giornata odierna è finalizzata a una giornata di riflessione sullo studio della lingua veneta. Che esista la lingua veneta è fatto indiscusso a livello scientifico e la presenza di una decina di professori che vengono da, mi pare, 5 o 6 paesi oggi ne è la conferma. È un'occasione di riflessione, è un'occasione di richiamo, di interesse anche da parte delle forze politiche che spesso e volentieri non hanno un sufficiente, secondo me, riguardo a questa materia. È una giornata che è l'inizio di un ulteriore percorso scientifico, non è un caso che si chiami primo CILVE, cioè primo congresso internazionale sulla lingua veneta. In realtà riteniamo di farne molti altri, o comunque insomma quanto sarà necessario nel futuro. Vorrei ricordare che la lingua veneta non è parlata solo nella regione amministrativa del Veneto, ma è presente in Trentino, in Friuli, è presente in Istria, in Slovenia, in Istria, in Croazia, è presente in Messico ed è presente con milioni di parlanti nell'America Latina, in Brasile. Dunque è l'inizio di un percorso, quello che vediamo oggi, poiché tutte queste altre realtà venetofone, noi riteniamo, saranno chiamate in un percorso comune di riscoperta della propria lingua, non in una logica di esclusione, ma sempre di inclusione e di aggiunta. Vogliamo che la gente parli molte lingue, vogliamo che la gente sia orgogliosa della lingua dei padri, ma sia orgogliosa anche di tutte le altre lingue che potrà imparare nel tempo. Ci tengo a precisare che la giornata di oggi non è assolutamente una giornata di contrasto rispetto a nessun'altra lingua, come ad esempio l'italiano, nel quale mi sto esprimendo, che anzi dobbiamo solo conoscere meglio, ma è una giornata di valorizzazione di una ricchezza enorme che noi abbiamo e che nel tempo ci dimentichiamo di avere. Il veneto è una lingua storica molto importante, è una lingua parlata da 7-8 milioni di persone in almeno 5 stati, è una ricchezza che sarebbe assurdo buttare via. Dico sempre che se tanti altri popoli avessero la fortuna di avere, oltre all'italiano, anche una lingua così importante come il veneto, si guarderebbero bene dal tralasciarla.